Io chiedo che comunque chi di dovere si faccia carico di questa situazione per trovare una sistemazione a questa signora che probabilmente è in difficoltà, per liberare l'immobile e per il futuro dei miei figli. Chiede solo la serenità per la sua famiglia, l'autrice del post che sta facendo discutere tutta Monastir e non solo. Una vicenda singolare con al centro questa casa non più abitata da qualche mese ed improvvisamente da non più di 20 giorni occupata da una giovane straniera che afferma di aver pagato un affitto per questo titolata della residenza. Ma non c'è contratto per l'uso dell'abitazione, affermano i proprietari. La donna straniera non è residente a Monastir ma al Bolzano, non c'è alcun contratto a suo nome per la fornitura del gas, mentre addirittura la luce non è allacciata e per contarina qui non c'è nessuno che produce rifiuti da ritirare. In più il portone di casa viene chiuso con un lucchetto e non come si dovrebbe con le chiavi del portoncino. Abbastanza per una denuncia nei confronti della giovane straniera che nel frattempo continua da questa casa la sua attività di blogger con tanto di attrezzatura relativa. Una vicenda per certi versi semplice a guardare il profilo legale, ma nello stesso tempo complicata sotto il profilo umano per una persona che forse è stata raggirata e che comunque secondo Manuela Baro non può essere lasciata né in questa casa, che ha bisogno di manutenzione, e nemmeno in mezzo ad una strada. Ecco quindi l'appello al sindaco perché magari utilizzando gli spazi destinati da ogni comune all'emergenza abitativa dia seppur in via provvisoria un tetto alla straniera che comunque rischia una denuncia penale per invasione di terreni o edifici. Una storia che per Manuela Baro deve far riflettere chi, come nella sua famiglia, ha un edificio chiuso e non più abitato e non vuole essere costretto a murare porte e finestre per mantenerne il possesso. Perché non voglio che succeda la stessa cosa che è successa a noi, che succeda agli altri, unicamente per questo motivo.